La Polizia di Stato ha eseguito oggi la misura cautelare detentiva emessa dal GIP di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti di 55 soggetti, in prevalenza gelesi, 32 persone, 4 soggetti di Catania, 4 di Palermo, 12 della provincia di Agrigento e 3 della provincia di Reggio Calabria, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti, reati aggravati dalla disponibilità degli associati di armi ed esplosivi. Secondo l'ordinanza del GIP sussistono gravi condizioni per affermare allo Stato che le indagini coordinate dalla DDA della Procura della Repubblica di Caltanissetta sono iniziate alla fine del 2018, hanno consentito di tracciare linee operative di Cosa Nostra nel territorio gelese, acclarando ancora una volta la piena operatività di 2 gruppi che hanno animato la consorteria mafiosa nel territorio gelese, ovvero il gruppo Rinzivillo e il gruppo Emanuello. Da qui il nome dell'operazione Janus, una delle divinità più antiche solitamente raffigurata con i 2 volti, cosiddetto Giano Bifronte. L'indagine dei poliziotti della squadra mobile Sisco di Caltanissetta e del commissariato di Gela ha consentito di far emergere gravi indizi in ordine agli ingenti investimenti dell'organizzazione mafiosa operanti a Gela nella realizzazione di serre finalizzate alla coltivazione di marijuana. Al contempo avrebbe utilizzato questa tipologia di droga come merce di scambio per ottenere sostanze stupefacenti di altro genere, quali cocaina, dalle varie organizzazioni criminali Regina e Catanese. In dettaglio, tra Cosa Nostra gelese e soggetti legati all''ndrangheta calabrese e segnatamente all'Andrina Longo di Polissena, nonché con esponenti della criminalità organizzata catanese, il traffico di droga si sostanziava per i gelesi nell'importazione di cospicui quantitativi di cocaina, hashish, nell'esportazione di sostanze di tipo marijuana. Come già ricostruito in forza alle emergenze investigative tratte dal contenuto delle intercettazioni di conversazioni tra gli odierni indagati, ha trovato riscontro in numerosi sequestri di marijuana, il cui quantitativo complessivo si attesta sui 1000 kg di stupefacente. Inoltre, secondo una stima fatta proprio dagli stessi indagati nel corso delle conversazioni capitate, il quantitativo settimanale di sostanza stupefacente immersa nel mercato si aggirava intorno a 1-2 kg di cocaina, con conseguenti cospicui guadagni per milioni di euro. L'indagine ha fatto altresì luce in ordine ai rapporti tra Cosa Nostra e l'altra organizzazione mafiosa operante a Gela, segnatamente la Stidda, consentendo taluni incontri tra i rispettivi vertici. Oltre alle misure cautelari, la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro preventivo di una villa con piscina sita a Gela e di un'auto di grossa cilindrata, beni riconducibili a taluno degli indagati.